Di riffa o di raffa, spesso in quest'ultimo periodo c'è la rabbia veneta dietro i colpi di scena che accadono nei palazzi romani. Continueremo a chiamarvi ladri, questa frase l'ha pronunciata un trevigiano di Rese Pio X, grillino, eletto però a Trento, scatenando la bagarre in Parlamento. La parola ladri brucia i parlamentari del PDL e soprattutto del PD, talmente che proprio le reazioni dei PDSini hanno costretto a sospendere il dibattito, mentre si discuteva della legge sul finanziamento ai partiti. Brucia anche al PDL, talmente che il vicepresidente della Camera, il PDLino Simone Baldelli, che ha sostituito la Boldrini temporaneamente, ha minacciato i deputati del Movimento 5 Stelle. Se risento quel termine, non lo ha detto ma lo ripetiamo noi ladri, vi tolgo la parola, ha dichiarato. I grillini sono insorti perché temono che la norma in discussione con cui i partiti giurano che saranno aboliti i finanziamenti ai partiti conterrà delle scappatoie per aggirare l'obiettivo dichiarato. Tanto per cominciare, l'accordo vale dal 2017. In 2 anni può succedere di tutto in questo paese. Intanto i bilanci caleranno gradualmente e il finanziamento diretto sarà sostituito dai finanziamenti privati e dal 2 per 1000. Non sono ladri, ma vogliono tenersi il malloppo, è la chiusa dei grillini. Difficile dar loro torto. Il PD, ad esempio, è il partito in assoluto con l'apparato più elefantiaco da finanziare e di quel denaro ne ha bisogno, salvo smantellare quella che un tempo era chiamata una gloriosa macchina da guerra.